Centinaia di uomini dei vari corpi delle forze dell'ordine si incrociano di fronte al varco che chiude l'area di fronte all'ingresso principale dell'Arsenale di Venezia, sede del G20 di economia. Ministri delle finanze e governatori delle banche centrali degli Stati membri, in rappresentanza di più dell'80% del PIL mondiale, del 75% del commercio globale e del 60% della popolazione del pianeta, sono in città per il primo summit in presenza del filone finanziario dal febbraio del 2020. Ai primi incontri veneziani mancano ancora diverse ore, ma l'imponente sistema di sicurezza è in azione. È stata già recintata tutta l'area che vedete alle mie spalle, è interdetta la navigazione già in alcuni punti, per esempio la fermata del Vaporetto che si trova qui a pochi passi è stata sospesa, così come dall'altra parte dell'Arsenale, che è un'area enorme, sono 48 ettari di territorio, circa un quinto dell'estensione di Venezia. Dall'altra parte, a circa 1 chilometro di distanza, sono state sospese altre 2 fermate dei vaporetti e non possono circolare neanche le imbarcazioni private. All'incontro prendono parte 63 delegazioni, alle 20 dei Paesi membri si sommano le 43 invitate per un totale di 300 persone sulla cui sicurezza vigilano 1500 uomini tra agenti e militari. L'attenzione in queste giornate è concentrata anche sulle manifestazioni di dissenso. La maggiore è prevista per il primo pomeriggio di sabato alla Fondamenta delle Zattere, organizzata dalla piattaforma We Are the Tide, You Are Only G20, noi siamo la marea, voi siete solamente 20. L'Italia ha assunto per la prima volta la presidenza del G20 e l'appuntamento veneziano si inquadra in una serie di incontri suddivisi per temi specifici che proseguirà nei prossimi mesi in diverse città della penisola per concludersi a Roma il 30 e il 31 ottobre con il vertice dei capi di Stato e di Governo.